Sono partiti poco prima delle 10 dall'ospedale di San Donà di Piave i furgoni delle onoranze funebri con un carico di dolore e lacrime. Le 7 vittime della strage in autostrada sono tornate a Riccione, dove è stata allestita la camera ardente, insieme, uniti in un tragico destino. Qui erano arrivati per andare in Friuli, per festeggiare, per seguire un progetto che riguardava i ragazzi disabili. Purtroppo qui hanno trovato la fine del percorso, ne inizierà un altro per loro. Ecco, voglio pensare questo e che tutti e 7 oggi abbiano iniziato un percorso diverso. Da San Donà sono stati scortati fino al casello autostradale, poi una staffetta senza fine in ogni città li ha portati fino a Riccione. È un evento che ha toccato i cuori di tutti. Il nostro auspicio adesso è che questa tragedia possa trovare forma per rinascere, perché ha portato in un modo molto doloroso però alla luce una realtà di persone che avevano dato gambe a dei sogni belli. È il compito di tutti adesso continuare in quella strada e continuare a incarnare quei sogni. L'immenso abbraccio della città che oggi ha salutato l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa della cooperativa Cuore 21 Romina Bannini, morta poco dopo, e gli ospiti del centro Francesca, Rossella, Maria, Valentina e Alfredo. Siamo tutti vicino alle famiglie, ci stringiamo a loro. Purtroppo oggi è una giornata tristissima e non ho altre parole purtroppo da aggiungere. Nel pomeriggio è stata aperta la camera ardente e domani alle 14:30 si terrà il funerale allo stadio comunale di Riccione per permettere a tutti di poter salutare le vittime. Sarà presente anche il sindaco di San Donà Andrea Cereser insieme al comandante della polizia locale che porterà il gonfalone della città. Domani a Riccione sarà il lutto cittadino. A Noventa di Piave la cittadinanza è invitata ad esprimere ai familiari il cordoglio della comunità con un minuto di silenzio alle 14:30 in concomitanza con la cerimonia funebre. Un ultimo atto di una tragedia senza fine.